Io leggo la musica nei campi di grano e lungo i fianchi delle colline. La carriera cinquantennale di Claudio Chieffo, il cantautore italiano nato a Forlì nel 1945 e morto nel 2007, è iniziata nel 1962 con l'incontro con Don Francesco Ricci e Monsignor Luigi Giussani. Il primo album, L'amore vero, è del 1971. Nel corso della sua carriera Chieffo ha composto 115 canzoni e pubblicato 13 dischi ed è salito sul palco almeno 3.000 volte. Il figlio Benedetto ha chiesto a oltre 20 artisti di interpretare le sue canzoni e ha ottenuto tutti i sì che solo un'amicizia fondata sulla parte più autentica di sé può generare. Sono canzoni che viaggiano di bocca in bocca. Un tempo magari ce le si passava al telefono, addirittura mi raccontava un vecchio amico di mio padre. E oggigiorno di musica ce n'è veramente tanta, per cui è anche fatica a selezionare cosa ascoltare. Spero che quest'opera, no? Questo doppio album possa far conoscere queste canzoni a persone che magari non le avrebbero incontrate altrimenti, diversamente, ecco. Chieffo Charity Tribute è in vendita online. I proventi saranno versati a Isher Life Charity Foundation, riconosciuta dalla Charity Commission del Regno Unito, istituita per aiutare alcune delle aree più svantaggiate del mondo. Isher Life raccoglie fondi per aiutare progetti di altri enti di beneficenza che hanno dimostrato il loro valore. Come vorrei venire anch'io, come provengono dal jazz alla musica popolare, dai cantautori ai comici, e tutti accomunati da questa partecipazione alla domanda di Chieffo. Certo, l'intensità di Claudio ha colpito molti. Claudio ha vissuto la sua fede in questa maniera coraggiosa. Spesso si pensa che essere cristiani, avere la fede, sia aver raggiunto un obiettivo da cui poi dopo la vita si conduce tranquillamente, mentre invece, anzi, incontrare Cristo è una lotta. E la musica, secondo me, ha un po' questo compito, no? Di lasciare così una traccia, una domanda, un pensiero. Poi ognuno trova il suo modo di rispondere a questa domanda. Più che magari vicino alle sue risposte, mi sono sentita molto vicino alle sue domande e ho sentito una grandissima verità in questa sua scrittura, e quindi l'ho fatto con grande amore.